Per la quinta stagione consecutiva l'Umana Reyer approda alla semifinale playoff. I ragazzi di coach De Raffaele hanno chiuso la serie con la Dolomiti Energia sul 3-2 grazie al netto 87-62 di gara 5 al Palasport Tagliercio. Sono molto contento perché questa è una gran semifinale conquistata contro una grande squadra, tecnicamente e tatticamente anche molto impegnativa tra una partita e l'altra. E sono molto contento perché questa è la nostra quinta semifinale scudetto in 5 anni. Credo che soltanto Milano abbia fatto come noi e lo ripeto perché arrivare per 5 anni consecutivi nelle prime 4 in Italia è una grande soddisfazione, vuol dire che aver fatto un grande lavoro da parte della società con Federico Casarin, il nostro sindaco che ci vede sempre, e devono esserne orgogliosi anche tutti i tifosi che stasera sono stati veramente eccezionali, ci hanno trascinato. Sulla partita credo che abbiamo giocato una partita di un'intensità difensiva pazzesca. Da giovedì si scende in campo contro Cremona.